E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Roberto Borsato, consigliere comunale di Treviso Lega. Collegato via Skype da Venezia abbiamo il dottor Giovanni Leoni, sindacato dei medici, federazione sindacale medici dirigente. Buongiorno Borsato, buongiorno dottor Leoni. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito. Grazie a lei dottore. Allora partiamo subito dal dottor Leoni perché c'è un problema grande, queste vaccinazioni, questa quarta dose. Dottor Leoni, ieri abbiamo sentito, ho avuto un altro medico che ha detto, il dottor Giacomazzi, dico anche chi, senologo, chirurgo, che ha detto beh la quarta dose devono farla solo le persone che hanno grosse patologie, che hanno fragilità, gli altri è meglio che non la facciano. Ecco, si può andare avanti così visto che sembra che questa nuova variante non crei grossi problemi grazie anche alle vaccinazioni che sono state fatte, e qua dobbiamo dire grazie a tutti quelli che ci sono vaccinati. Prego dottor Leoni. Allora, premetto che io non faccio l'infettivologo, faccio il chirurgo generale e quindi mi baso su quelle che sono le informazioni che arrivano attraverso i canali formali, ufficiali, quindi Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità. E queste sono le declinazioni che poi vengono fatte a livello di ASL e regioni. L'indicazione quindi per la quarta dose, che è particolarmente raccomandata per quanto riguarda i soggetti più fragili, ma che va bene per tutti quanti i soggetti, deriva dal fatto che c'è un decadimento di quello che è il tasso anticorpale, cioè la quantità di anticorpi che stimolano i vaccini a formarsi all'interno dell'organismo per contrastare le infezioni, che è stato studiato attraverso degli studi scientifici con dei campioni di popolazione in cui hanno visto che c'è un decadimento nei 3-4 mesi successivi all'inoculazione del vaccino per quanto riguarda il tasso anticorpale. Quindi decadendo il tipo di difesa è utile dare un richiamo, il cosiddetto booster. Questo naturalmente è valido in particolare per quanto riguarda i soggetti ultra sessantenni, per quelli che sono immunodepressi, quelli hanno polipatologie a livello cardiaco, a livello polmonare, perché si muore soprattutto per quelle che sono le complicanze delle infezioni, che sono a livello polmonare in primo luogo, ma anche tipo cardiologico. Quindi l'indicazione alle vaccinazioni o ai richiami non possono venire da un singolo, vengono dalle istituzioni che si basano su studi controllati. È così che funziona. Ha fatto bene a spiegarlo e l'ha spiegato anche molto bene. Io mi sono vaccinata, lo dico, ho fatto la quarta dose, ho fatto anche l'anti-influenzale, ho fatto tutte e due subito, così ho risolto il problema, ma qui abbiamo una persona che sa cosa vuol dire prendere il Covid in maniera tosta, essere intubati. Ecco, questo corpo che non reagisce più, eppure la moglie lo guardava e gli diceva: Roberto, dai che ce la fai, se vuoi, ce la fai. Cosa puoi raccontare, cosa vuoi dire di questa situazione, Roberto Borsato? Prego. Allora, a parte la mia diciamo, esperienza personale che mi ha devastato, e quindi era anche un periodo dove cercavano un po' tutti di fare qualcosa, però magari andavano per tentativi, quindi non si sapeva cos'era. Adesso però, in questo momento sembra che tutti hanno detto il Covid ormai è una cosa che appartiene al passato e andiamo avanti. Non è così, perché in questo momento stanno aumentando tutte le percentuali di ospedalizzazioni. E a parte che adesso magari hanno cambiato anche i protocolli, te la danno una volta alla settimana, arrivano 500 decessi, arrivano tante infezioni, quindi è un po' difficile adesso dire, però è una persona fragile. Adesso gli over 60 sono tutti ormai tutti over 60, cioè io vedo che la popolazione è sempre più anziana, quindi pertanto se dobbiamo fare un qualcosa, come ha detto adesso il medico che mi ha preceduto, automaticamente credo che adesso un richiamo, anche perché questi vaccini sono aggiornati con le ultime variazioni, cioè per le ultime varianti, scusate, dell'Omicron, quindi io dico
dobbiamo farli tutti quanti, e non credo che ci saranno quegli effetti diciamo come prima, che a questo viene la pericardite, l'altro così, l'altro, perché sono un po' più tenui. Ormai il nostro corpo ha assimilato degli anticorpi, e se è bene fare come facciamo per anti-influenzali, ben venga, mi sento di dire fatelo. Luciano da Desenzano del Garda, ciao Luciano. Mirella, ciao, buongiorno a tutti quelli che sono in studio e ci sentono. Niente, prima di tutto volevo dire, purtroppo io non sono contro, lo sai, no? Io ho 76 anni e un mese, non ho fatto il vaccino, faccio vita ritirata naturalmente, perché se andavo a lavorare, lavoravo all'ospedale, avrei dovuto... Ma invece di mandare la multa potevano fare l'obbligo, tra parentesi. Anche 2 giorni fa, Mirella, ho parlato con un'infermiera, con un'amica, avrà 30-40 anni, dopo le 3 dosi quest'estate si è ammalata ancora. Quelli sotto di me, la signora, i figli di 2 anni, la mia banchiera, e questo è il punto che io non capisco. Poi il signore lì, posso chiedergli, fuma o non fuma quel signore lì? No. Consigliere lì. Non fuma? Non fuma. Niente, secondo il mio modesto parere, che mi sono morti 3 cognati, amici, 1000 persone che fumavano, e io ho 76 anni, vado in bicicletta, dovevano, non dico chiudere le tabaccherie, perché ci sono milioni di persone col diabete, e non è che chiudono le pasticcerie, ma vedo persone in giro, Mirella, perdonami, vedo persone in giro che fumano, quando c'era la mascherina loro senza, in condizioni disastrose. Niente, io non sono contro i vaccini, perché ne abbiamo fatti tutti, ho fatto il militare, ce l'hanno piantato qua nel petto una siringa, ma il problema è che non è un vaccino, se devi farne uno all'anno o 2. Niente, questo è il tuo pensiero. Grazie Luciano, sentiamo cosa dice il dottor Leoni. Grazie Luciano, e salutiamo anche Desenzano sul Garda, prego. Allora, ci sono dei vaccini che sono stati fatti una volta e per sempre. Pensiamo al vaccino dell'antipolio per la poliomelite, pensiamo ai vaccini per il vaiolo, diciamo, che hanno preservato intere generazioni dalle malattie infettive di solo pochi decenni fa. Poi ci sono i vaccini anti-influenzali, quelli che vengono fatti aggiornati anno dopo anno. Non sono tutti quanti uguali i vaccini. Anch'io mi sono preso il Covid prima dell'epoca dei vaccini, mi sono fatto 3 dosi, mi sono ripreso il Covid ma era Covid diverso, come me, come tantissimi colleghi. Il vaccino non è che ti preserva assolutamente dall'infezione, però ti dà una risposta anticorpale più veloce, per cui attenua nel 95% dei casi, perché non è che c'è la garanzia del 100%, però nella stragrande maggioranza delle situazioni funziona. E come? I medici sono morti in oltre 350 durante il periodo Covid, non siamo più morti, così come gli infermieri, e continuiamo a lavorare nei reparti più a rischio. Questa è la forza del tipo di vaccinazione. Tutti quanti ci siamo messi in fila nella primavera del 2021, fine 2020, quando finalmente sono arrivati i vaccini per il Covid. Ricordiamoci tutte le persone che abbiamo conosciuto e che sono morte in quel periodo, e quelli che sono ammalati in maniera molto grave. Il paziente qui, il signore che è qui presente, è testimone, lui è stato fortunato, anch'io ho avuto i miei problemi, tanti li hanno avuti. Noi siamo qui per testimoniare, perché siamo i sopravvissuti a questa roba, perché il mio collega anestesista, che era come me, stava benissimo, non ce l'ha fatta. Quindi dimentichiamo come eravamo col lockdown, con il terrore di morire, perché era una possibilità. Io l'ho considerata personalmente che poteva essere finita quando mi sono ammalato anch'io, non c'erano i vaccini, non c'era niente. C'era una terapia dubbia, perché eravamo all'inizio di quello che si poteva fare per contrastare un'infezione, ricordo, che era anche completamente diversa. Abbiamo Marisa da Vedelago, dottor Leoni, poi continuiamo. Ciao Marisa. Ciao Mirella, buongiorno anche il tuo ospite. Volevo chiedere una cosa, Mirella. Allora, io
sto chiedendo è, se uno va in farmacia, come avevo fatto anch'io prima di farmi il vaccino, che trovano che hai tantissimi anticorpi, allora in questo caso il vaccino serve o non serve? Perché se uno ha pochi anticorpi, ok, ma se uno ne ha tanti, cioè questo volevo chiedere, è una cosa valida o non valida questa da fare, da sapere? Ecco, tutto qua. Grazie Mirella e grazie dottore, buona giornata. Allora facciamo rispondere sia al dottore che a Roberto Borsato. Prego, dottor Leoni. Il tasso anticorpale viene misurato ma non è riconosciuto un test valido per quanto riguarda la copertura, perché i livelli di anticorpali alla fine non hanno ottenuto uno standard riconosciuto a livello internazionale. Quindi vengono misurati, vengono fatti anche a pagamento, tra virgolette, però allo Stato non sono utili per quello che è la rinuncia alla vaccinazione. Hanno provato a farlo, ma non si sono alla fine messi d'accordo. Quindi la cosa più importante, al netto delle opinioni personali, quelle che vedono l'indicazione, è di comunque fare le quarta dose. Grazie dottore, prego Roberto. No, riguardo a questa domanda, io quando ho avuto quella mia esperienza, dopo alla fine dovevo decidere se fare il vaccino o non fare il vaccino. Allora cos'è che ho fatto? Seguendo anche indicazioni così, facendomi consigliare, sono andato a farmi i test anticorpale e quindi mi hanno dato, ci sono due parametri, uno massimo 5.000, l'altro massimo 15.000. Io avevo 20.000 il primo e 120.000 il secondo, cioè stiamo parlando di cifre importanti, di valori importanti. Il medico che ha sottoscritto il referto mi fa, sì guarda che magari se tu fai il vaccino potresti andare in overdose, fra virgolette, perché ti mettono ancora qualcosa quando il tuo organismo ha ancora tutti questi anticorpi. Anche io ho detto, va bene, cos'è che faccio? Sono andato in ospedale sul reparto di terapia intensiva, siccome ero di casa perché mi sono fatto 64 giorni di intubazione, e ho chiesto al primario e ai medici là cos'è che devo fare. E allora mi sono fidato di loro che mi hanno salvato la vita e mi hanno detto no, non è come si dice, perché potrebbero essere che all'interno di tutti questi anticorpi ce ne siano solo alcuni che vanno a colpire o vanno a proteggere dal Covid. Io le consiglio di farlo e così io ho fatto il coso, mi sono fidato di chi mi ha salvato la vita. Ecco, questo fidarsi, Roberto Borsato, 64 giorni di intubazione, perciò no briciole, ecco, stato vegetale quasi ormai, sì. Ecco, ormai tua moglie veramente ce l'ha messa tutta per farti capire che dovevi resistere, però era dura, era l'ultima chance che ti offrivano, poi non ce n'erano altre. Però il fidarsi del medico che ti cura, ecco questo, fidarsi della scienza, della ricerca. Ecco, tu quando senti queste persone, ad esempio anche il nostro Luciano dice ma io faccio vita ritirata, non mi vaccino, non è che non ci credo, ma intanto non mi vaccino. Questo messaggio, ma non si vaccina, tu ma fa anche una vita ritirata, non fa più parte della collettività, perché se fa anche una scelta di questo genere, secondo me, ma allora va bene il medico per l'aspirina, per l'antinfluenzale, per qualche altra terapia, ma non va bene per i vaccini. Cioè io dico, io sono stato promotore nel comune di Treviso di un protocollo e anche di un'azione diciamo mediatica affinché la popolazione si vaccinasse, perché era, secondo me all'epoca, sono convinto anche adesso, l'unica cosa per poter contrastare, perché adesso tutte queste indicazioni che vengono, questi fanno questo tipo di patologia, fanno questo tipo di problemi, creano questo tipo di problemi i vaccini. Io capisco qualsiasi tipo di farmaco, se io vado a vedere un bugiardino ci sono degli effetti collaterali e allora tu dici ma deve succedere proprio a me, magari su milioni di casi succedono 300, però dico vabbè, succede a me,
Però non è così, perché se noi dobbiamo cercare di avere una vita e di rispettare il prossimo, dobbiamo rispettare anche noi stessi, e quindi ci vogliamo un po' bene. Cioè, prima il Signore mi ha chiesto se fumavo, immagino, perché uno che fuma ha tutta una serie di problemi cardiocircolatori, un altro che mangia troppo ha il problema diabete non diabete, quello che beve troppo ha i suoi problemi. Però in questo momento mi sento di dire non diamo, cioè non liberi tutti, cerchiamo ancora di essere un po' così sul pezzo, perché altrimenti succederà che magari verso dicembre, gennaio, febbraio, quei mesi più freddi, io credo che andremo verso una recrudescenza di questa malattia. Spero, però il vaccino ti aiuta a non andare in quei casi dove sono andato io, e in casi ancora più gravi dove le persone non ce l'hanno fatta. Allora, le scelte adottate dal Consiglio dei Ministri in materia di Covid mi trovano d'accordo, ha detto il presidente Luca Zaia. Il rientro in servizio dei sanitari non vaccinati è una misura che io stesso auspico da tempo, anche perché l'approccio generale verso questo virus nel tempo deve inevitabilmente cambiare, andando verso una situazione di convivenza, dove più delle norme vale l'attenzione e l'intelligenza nei comportamenti di ogni singolo individuo. Il dottor Leoni risponde al governatore: si ricordi di chi ha sempre rispettato la legge e di chi è morto. Prego, dottor Leoni. Sì, alla fine sono 12 i medici dipendenti che sono rientrati in servizio sui circa 8.000 che lavorano nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale. Poi ci sono 600 operatori in generale, tra infermieri e operatori sociosanitari. Quindi l'apporto per quanto riguarda la parte medica in più è stata minimo. Invece il sistema ha retto, perché tutti gli altri hanno lavorato e hanno coperto i turni anche per quanto riguarda gli infermieri e gli OSS in reparti anche molte volte molto pesanti. Ci siamo tutti vaccinati in fila, ci siamo fatti i tamponi sistematicamente, perché a un certo punto eravamo tamponati in certi periodi 3 volte alla settimana, poi una volta alla settimana, una volta alle 2 settimane, tutti quanti volontariamente ci siamo controllati per essere a posto per quello che è il rapporto con l'utenza. È così che funziona. Io non ho considerato l'interruzione dell'obbligo vaccinale, in particolare anche della dire è finito tutto, torniamo a lavorare insieme contenti, uno schiaffo a tutte le persone che hanno fatto correttamente il loro lavoro. La interrompo, dottor Leoni, perché è arrivata Lucia da Tezze, se non mi cade la linea come sapete. Vai Lucia. Ciao Mirella, buongiorno a tutti quanti. Mirella, io ho fatto tutte le vaccinazioni, anche la quarta, va bene, ho fatto anche il Covid, va bene, ho fatto tutto, però volevo solo dirti una cosa, io lo sai, sono una povera disgraziata che vive con 600 euro al mese, però adesso non porto più le gonne, i vestiti, io ce n'ho di belline fatte dalla sarta. Se tu puoi venirla a prendere, do per qualcuno che ha bisogno magari. Grazie Lucia, ci mettiamo in contatto, naturalmente lascia il tuo numero. Grazie Lucia, mi fa piacere quello che hai detto, ecco, è stata le regole che c'erano in quel momento, chi può si vaccini, e Lucia l'ha fatto. Dottor Leoni, però sentire questi numeri fa pensare, ma questi medici dove sono? Quelli che non sono reintegrati? Ma quelli che non sono reintegrati alla fine a livello nazionale, sto parlando meno dell'1% di 460.000 medici, di cui alla fine quelli che non hanno poi vaccinati, perché noi abbiamo il database generale in tutta la categoria. Oltre il 50% erano persone anziane, pensionate, over 75. E poi ci sono invece una parte che alla fine non si sono vaccinati, circa 2.500. Molti sono liberi professionisti, pochissimi sono all'interno del sistema sanitario nazionale. Poi alla fine è stata fatta una legge che li obbligasse a vaccinarsi per quanto riguarda il rispetto dei pazienti che curiamo.
perché tutti quanti noi alla fine abbiamo un corso di studi su cui esiste microbiologia medica, immunologia e patologia medica, che dobbiamo rispettare, perché se no non crediamo neanche nelle cose che studiamo, è una cosa molto grave. Poi alla fine nella testa di ognuno di noi nessuno può entrare. Io ho provato a contattare, a parlare ai miei colleghi anche Novax, ma era impossibile il dialogo, perché avevano percorsi proprio mentali completamente differenti. Ma dato ci sono delle responsabilità oggettive e istituzionali, dal punto di vista del periodo in cui contestualizziamo anche qui e veniva anche tutta la situazione, è stata fatta una legge apposta per quanto riguarda la garanzia che i cittadini fossero sicuri per quanto riguarda il rapporto con i pazienti sanitari negli ospedali. Idem per quanto riguarda l'evoluzione delle mascherine e tutti quanti i comportamenti che devono essere fatti nei confronti dei più fragili. Poi se le persone non vogliono farlo per loro convinzioni personali, al di fuori della comunità scientifica, stanno fuori dal sistema. Non vedo molte alternative in questo. Chiaramente adesso la situazione è anche molto cambiata, perché dobbiamo dire anche questo qui. Tutte queste situazioni partivano anche da un contesto sanitario e sociale completamente differente, perché anche la patologia è cambiata. Mentre la prima variante, quella di Wuhan, colpiva l'interfaccia alveolo-capillare e come il suo ospite ha avuto dei problemi di insufficienza respiratoria veramente grave, è stato veramente fortunato, perché dopo 2 settimane che uno è intubato, il diaframma cala come possibilità di recupero una volta che deve ricominciare a fare la respirazione in autonomia. Quindi più uno è intubato, più è a rischio. Adesso la variante che c'è, quelle diciamo attuali, sono molto più simili all'origine del coronavirus, che è un virus del raffreddore, colpisce altre vie respiratorie e quindi l'infezione è molto più blanda. Calcoliamo anche che oltre l'85% della popolazione in Italia è vaccinata. Quindi la circolazione del virus e la risposta anticorpale per quello che è l'immunizzazione e l'eliminazione del virus una volta che uno è entrato è estremamente più efficace. Quindi abbiamo 2 possibilità molto importanti: le variante che è cambiata e il tasso di vaccinazione. Abbiamo tolto le mascherine e siamo tutti quanti contenti di questo. Noi al lavoro le mettiamo sempre, le continuiamo a tenere per quanto riguarda l'attività ospedaliera, però il contagio, il passaggio del virus è chiaramente decuplicato, centuplicato. Quindi a tutti quelli che vanno in giro e si mescolano le persone nei mezzi pubblici, negli autobus, nelle trattorie, ristoranti, nella vita sociale, nelle aggregazioni, quelli più fragili è meglio che tengano le mascherine sicuramente, e si è visto che le FFP2 sono quelle più efficaci. Ma sono anche quelle più pesanti da portare, lo so molto bene. Però ti salvano veramente, perciò veramente dobbiamo stare attenti e comportarci proprio col buon senso. Quando ci sono tante persone in ambienti chiusi è meglio avere la mascherina a portata di mano e mettersela, perché così diamo la possibilità anche alle fragilità di girare tranquillamente. Dopo queste parole del dottor Leoni, cosa ti senti di dire, Roberto Borsato? Allora, mi sento da dire, io condivido le sue opinioni, tanto è vero che quando il governo ha fatto quel decreto in cui riammetteva tutti i no vaccinati, i sanitari non vaccinati nei posti di lavoro, mi sono arrabbiato e ho scritto anche sui giornali, perché mi rendevo conto anche della difficoltà dei loro colleghi che sono stati in prima linea in questo anno e mezzo ad accettare e a guardare negli occhi il proprio collega che ritorna da una vacanza voluta, mettiamola così, quando loro magari si sono adoperati facendo doppi turni, facendo i notturni, facendo tutta una serie di impegnati anche emotivamente, psicologicamente, perché ci sono delle persone che stanno ancora, come l'ho scritto, stanno ancora subendo questa, dal punto di vista psicologico, questa avventura, mettiamola così, questo dramma. Quindi io ho detto, mancavano 2 mesi, cioè dovevano fare per forza sto decreto. Dopo, come ha detto il medico che mi ha preceduto, è vero, ci sono pochissimi sanitari, sono quasi tutti amministrativi e
infermieri, ma di medici mi sembra che siano 12-13, cioè proprio cioè che a questo punto, come hanno fatto adesso, prendono i medici dalle cooperative, da altre strutture, e quindi il servizio, ecco, l'unico problema è che magari in questo anno e mezzo, 2 anni di Covid, ci sono state circa 20.000 prestazioni in ritardo, e quindi adesso l'USL sta cercando di portare le liste d'attesa a un tempo ragionevole, perché comunque non sono d'accordo in questo reintegro. Io capisco la politica, perché ognuno deve pagare, perché anche all'interno del mio stesso partito politico ci sono i pro e i contro vaccini, quindi presumo che il governo abbia dovuto pagare qualcosa, un prezzo a qualcuno, però non va bene. Ecco, dottor Leoni, come commenta le parole del nostro Roberto Borsato, che dice anche la politica è divisa tra i favorevoli e i contrari, ma qui c'è in ballo la salute pubblica. Il dottor Giacomazzi ieri diceva: se avessimo avuto il vaccino subitissimo, non ci sarebbero stati questi problemi, tutti se l'avrebbero fatto per la paura che girava. Abbiamo lasciato questo spazio di grigio e là è successo il finimondo. Prego, dottor Leoni. Ma guardi, io sono d'accordo su ogni parola che ha detto il signor Borsato. Purtroppo è proprio così. E poi esistono se si va in politica esistono poi degli impegni, esistono anche degli atti che, al di là di quelli che sono gli effetti, sono degli atti politici di dimostrazione di attenzione verso una categoria che però probabilmente è un'assoluta minoranza, perché la stragrande maggioranza delle persone non credeva probabilmente nella necessità di questo, aveva solo la problematica di avere una risposta adeguata per il Servizio Sanitario Nazionale e una sicurezza per quanto riguarda gli operatori. Il tutto si sarebbe estinto in 2 mesi, ma chiaramente ci voleva un gesto di questo tipo. All'atto pratico però, per quanto riguarda la popolazione, non ci saranno differenze, questo mi sento di poterlo dire, perché abbiamo fatto a meno prima, sistemeremo anche le cose anche dopo, perché quando uno lavora, cioè le differenze, la politica, le opinioni, un conto, poi sei valutato per quello che fai durante le ore di lavoro, per la tua professione e il tuo ruolo. È stato anche detto sia dal Presidente Zaia che da tutti quanti, anche i direttori di ASL, che i reintegrati sarebbero stati comunque messi in posti lontano dai reparti ad alto rischio, come gli oncologici, l'oncomatologia pediatrica, la terapia intensiva, tutti quanti i reparti di malattie infettive, tutti quanti i reparti che vengono identificati dai direttori sanitari come reparti potenzialmente a rischio, di rinforzo in altre parti. Per quanto riguarda i commenti all'interno del personale, non è che ce ne siano stati, uno prende atto, poi alla fine fa il suo lavoro e fine delle trasmissioni. Leone da Tre Baseleghe, ciao Leone, ben arrivato. Ciao Mirella, grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora adesso si sta dicendo che nonostante in Italia ci siano state molte restrizioni per il Covid e molte precauzioni, abbiamo avuto più morti degli altri. Beh, adesso se andiamo a guardare dove sono stati i morti in questo paese, in pianura padana. E cos'è la pianura padana? La zona più inquinata d'Italia, no, non solo d'Italia, d'Europa e forse del mondo. Ecco perché abbiamo avuto così tanti morti. E dove sono i termovalorizzatori in questo paese? In pianura padana, dove non c'è riciclo d'aria, dove c'è già molto inquinamento, dove non ci dovrebbero essere. E dov'è il termovalorizzatore più grande d'Italia? A Bergamo. E quale città ha avuto più morti in Italia? Bergamo. Ecco qual è il problema di questo paese. E qui abbiamo una pianura padana super inquinata e nonostante ciò abbiamo fatto tutti gli termovalorizzatori, tutti qui in pianura padana. Se noi facciamo le cose dove non dovremmo farle, questo è il risultato. Grazie Mirella, ciao.
Grazie Leone, prego dottor Leone, poi sentiamo anche Roberto Borsato. Allora, l'inquinamento della pianura padana è un fatto incontrovertibile, è derivato da tante situazioni, sicuramente anche di quello che è il tipo di inquinamento, soprattutto per il riscaldamento generalizzato, che deve essere aggiornato. Per il tipo di circolazione dei veicoli, però i dati sono che soprattutto il riscaldamento degli ambienti e delle istituzioni che deve essere modernizzato. Poi c'è anche la circolazione, quindi con l'aggiornamento alle norme europee. Per quanto riguarda i termovalorizzatori, ce ne sono di varie generazioni, gli ultimi ne stanno mettendo anche uno qua nella provincia di Venezia con tante discussioni che potrebbe servire anche a quella di Padova, ci sono problemi di deficit da un impianto dall'altro. Sono di nuova generazione e sono, secondo quelli che dicono poi le istituzioni che dopo li costruiscono naturalmente, che sono controllate comunque dagli uffici della Regione e dai Ministeri della Salute. E sono qui la garanzia di avere lo smaltimento di quelli che sono i rifiuti nella maniera più idonea possibile e seguendo quello che è, diciamo, la tecnologia. Poi chiaramente esistono degli istituti preposti che devono valutare e sotto il controllo dal punto di vista scientifico anche di quello che è l'indirizzo politico. È certo che è auspicabile un tipo di comportamento adeguato per tutti i cittadini. Per esempio le stufe a pellet di cui si fa un gran parlare sono responsabili anche quelle di un alto tasso di inquinamento, quindi bisognerebbe fare anche riflessione su quello che facciamo anche noi tutti i giorni, anche sull'ambiente. Allora Roberto Borsato fa parte di un partito politico importante, della Lega. Questa Lega che, come dice giustamente Roberto, ha posizioni diverse, ma qui la politica secondo me dovrebbe fare un passo indietro e lasciare veramente certe decisioni che vengono prese dal Ministero della Salute, dai ricercatori, dagli esperti. Ecco, perché la politica deve sempre fare un passo in avanti. Qui stiamo parlando della salute pubblica, tu lo sai cosa vuol dire, ecco, questa terribile esperienza che hai avuto, ma proprio terribile. Ecco, non so se avete visto le immagini di quelli che sono intubati, ma soprattutto capire la volontà di non guardare il proprio interesse ma della salute del cittadino. Ecco, tu da politico cosa vorresti dire ai politici? No, c'è un problema tante volte. Allora, a livello politico guardi sempre le proiezioni, guardi i sondaggi, quindi tante volte qualche scelta diventa difficile, cioè la rendi difficile farla perché guardi all'immediato. Se invece tu guardi anche a medio e lungo termine, allora fai scelte diverse, però siccome qua tutti guardano, abbiamo le elezioni fra 4 mesi, quindi allora cerchiamo, facciamo, però credo che comunque un buon impegno da parte di tutti lo mettono, quindi non è che uno dica no, io voglio, cioè in questo caso qua specifico della pandemia, la politica ha sbagliato secondo me a non fidarsi della scienza, però la scienza ha peccato, ha sbagliato, perché gli stessi medici, gli stessi professori, le stesse persone che avrebbero dovuto fare una linea comune non erano d'accordo neanche fra di loro, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le varie associazioni, cioè, e quindi una persona che è al di fuori della scienza, e chi ascolta questo che quando parla sembra che dica il Vangelo, parlo con quell'altro, mi sembra che dica cose vere, parlo con un altro. Diciamo che la scienza, o perlomeno chi diceva di parlare per la scienza, hanno fatto anche loro i loro danni. Dottor Leoni, come commenta le parole di Roberto in fatto di politica? Forse la politica, ecco, doveva lasciar parlare gli addetti ai lavori, pochi e sicuri, perché veramente è successo il finimondo anche tra medici, ricercatori e anche qualche scienziato. Prego. Allora, diciamo, le opinioni in medicina provengono da quelli che sono gli studi scientifici dimostrabili, cioè alla fine una terapia viene validata
se io ti dimostro come ho curato questo paziente, tu a New York, facendo le cose che faccio io, ottieni gli stessi risultati. Sono i protocolli riproducibili. La scienza per definizione è riproducibile, è un esperimento. Vero è che c'è stata una comunicazione a volte molto sbagliata e contraddittoria, è verissimo quello che ha detto il signor Marcato. Perché? Perché anche l'attenzione dei media è stata spasmodica su qualsiasi cosa, perché si voleva vedere, perché eravamo di fronte a una situazione assolutamente nuova. Pochi anni fa c'era stata l'infezione della SARS, ma era lontana, in Cina. Io l'ho vissuta completamente quando all'inizio, diciamo, del 2020 sembrava che l'infezione rimanesse in Cina e il problema fossero gli aeroporti, i controlli agli aeroporti. Vi ricordate come eravamo? Dovevamo semplicemente fermare i cinesi che arrivavano dagli aeroporti. Invece il virus girava già qua, forse dall'autunno precedente, poi è esploso. È esploso e alla fine non si facevano neanche le autopsie, quindi non sapevi neanche qual era la fisiopatologia per cui la gente moriva, perché erano proibite, perché gli operatori avevano dei problemi a autorizzare gli antropatologi a fare questo tipo di atto fondamentale per capire poi come curare le persone, deve capire perché, per curare le persone, deve capire perché sono morte, perché se no non ne vieni fuori, è una regola fissa. Ma c'era il problema della tutela degli operatori che facevano questo tipo di attività, così abbiamo avuto anche un ritardo nel capire le dimensioni e un ritardo anche a recepire i dettami di cinesi, dei medici cinesi che ci avevano mandato anche dei dossier su questo, su come trattavano loro dalle parti loro. Ma i virologi qui, Burioni, Palù, gente che è una vita che studia queste cose, hanno detto ancora in primavera dei congressi dobbiamo avere i dati nostri per capire com'è l'evoluzione. L'Italia, se vi ricordate, è stato il paese più colpito dopo la Cina all'inizio della pandemia. Però per una diffusione dovuta a un certo tipo di comportamento a livello degli ospedali, a livello dei comuni dell'epoca, se vi ricordate bene, le bare, perché non è stata bloccata l'infezione. A Euganeo è stato l'esperimento per la prima volta in Italia dell'isolamento e del lockdown che ha capito come era possibile bloccare l'infezione senza armi, con l'isolamento sociale. Situazione veramente dura. Però gli estremi sono stati Bergamo e Wolgano. Wolgano è stato un esempio estremamente positivo per tutta l'Italia e tutto quanto il mondo, perché sulla scorta di quello successo in Cina in maniera molto più drastica, qui abbiamo riprodotto delle cose per salvarci all'epoca. Non è stato sicuramente termovalorizzatore, è stata la problematica che lì è stato dei comportamenti per cui lo studio di Bergamo è stato poi analizzato successivamente. Quindi la problematica di certe scelte della comunicazione. La comunicazione poi è derivata anche dal fatto che davanti alle interviste, davanti a certe situazioni, purtroppo c'è stata anche libertà di disinformazione, cioè l'informazione normale è stata superata perché la pubblicità, la tecnica, i media, succede così, è stata superata molte volte dagli urlatori, da quelli che hanno voluto essere dei protagonisti, portando delle situazioni che non hanno confermato scientificamente. E lo scontro purtroppo è avvenuto non solo in TV, dove c'è un comitato di redazione, ma è venuto anche sui social, che sono il sistema di comunicazione attuale e che è completamente libero. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Treviso, medici stufi Novax. È d'accordo sul reintegro dei medici che prima erano stati lasciati fuori? Sì, assolutamente sì. Per quale motivo? Perché penso siano persone in gamba che conoscono il loro lavoro e che hanno fatto una scelta in scienza e coscienza. E trovo giusto che devono rientrare e darsi da fare e lavorare come gli altri. Se serve medici è bene anche a recuperare quelli che non hanno vaccinato. Mancando medici, quindi quella è la soluzione attuabile. Lei preferirebbe che stessero fuori? Essero vaccinati, esatto, perché mettono a repentaglio l'incolumità di tutti quanti. Penso che sia giusto che non solo i medici, ma chiunque sia stato discriminato da queste forme che hanno dimostrato non avere nessuna validità scientifica. Non so neanche perché li hanno sospesi, va benissimo.
è perfetto, finalmente qualcosa di corretto. Secondo me non dovevano neanche essere sospesi. E bene, anche perché mancano i medici in questo momento in corsia e non solo, quindi approvo assolutamente questa scelta. Che tornino a lavorare senza problemi, perché sono preparati per fare quello che sanno fare e quindi non ha senso tenerli fuori perché non sono vaccinati. Io non sarei tanto del parere, però siccome mancano i medici e non si può curare neanche al pronto soccorso, è giusto che vadano. Penso che sinceramente non dovrebbero essere riammesse, solamente per il fatto che sono medici, dovrebbero dare l'esempio e molta gente si è vaccinata, adesso sembra finito tutto quanto, però dobbiamo comunque stare all'allerta e sinceramente c'è in ospedale più di tutto, quindi dovrebbero essere vaccinati. Basta avere a che fare con gente che mi tratta a pesci in faccia e quando prende il Covid non solo pretende di ricevere immediatamente assistenza, ma usa arroganza. Voglio dare un segnale forte ai Novax. Se continuate così, il vostro medico vi lascia. Uno sfogo, forse una provocazione, ma nero su bianco c'è l'intenzione di ricusare i pazienti Novax, dopo le accuse definite stupide e offensive ricevute per aver proposto la vaccinazione anti-Covid. Le parole affisse alla porta del suo studio dal medico di base marchigiano Amedeo Giorgetti suonano familiari anche ai sanitari di casa nostra. E ha fatto benissimo, con una premessa ovviamente che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo il dovere di curare tutti. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, racconta di aver vissuto questa situazione con un proprio assistito sostenitore delle più disparate teorie contro la vaccinazione. Alla fine, visto che come tutti i Novax veri, non ci sono argomentazioni che tengano e contrappongono le fantasie più disparate. Quando abbiamo finito l'ho invitato a trovarci un altro medico. Di sfogo comprensibile ma non condivisibile, parla Brunello Gorini, segretario della FIEMG di Treviso, dal momento che i pazienti dubbiosi rispetto alla vaccinazione, dice, sono quelli con cui bisognerebbe impegnarsi maggiormente. Ma che ci sia un limite lo afferma anche il direttore generale dello SDUE Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che sull'iniziativa presa dal medico di Recanati è lapidario. Lo capisco, il medico può farlo, il medico di famiglia può ricusare gli assistiti con delle motivazioni serie e questa potrebbe essere una motivazione seria. Allora, si parlava adesso appunto con Roberto Borsato, che è molto perplesso da queste dichiarazioni. Prego Roberto. Allora, adesso io ho sentito alcuni cittadini che hanno detto come è giusto che sia, ognuno dice quello che pensa, però immaginiamo, allora già il governo è corso ai ripari dicendo sì, ti reintegro ma non in corsia, perché dopo il problema ce l'abbiamo un medico di base che magari è stato sospeso perché non ha potuto esercitare, perché ha fatto questo tipo di scelta. Come può portare, andare di nuovo nel proprio ambulatorio a dire a un proprio paziente, devi farti il vaccino perché così devi fare questo, c'è un po' di... non ha più credibilità secondo me nei confronti del proprio assistito. Io ho visto che anche il segretario nazionale dei medici è contrario a queste cose qua. Io ho incontrato dei rappresentanti dei medici, degli infermieri, tante volte loro dicono servono medici nelle strutture sanitarie. Sì, servono perché c'è un'emorragia dalla sanità pubblica alla sanità privata, perché magari nel pubblico vengono pagati meno e sono sottoposti più a turni, a stress, festivi e tutto il resto. Vanno alla sanità privata, prendono di più, possono esercitare la libera professione quando gli comoda e magari i festivi e i prefestivi stanno a casa. Il problema secondo me è della mancanza di medici nella programmazione, e devi cercare anche di aiutare questi sanitari retribuendoli di più, dato che sono persone che comunque ti salvano la vita, perché te la salvano, perché fare il medico e l'infermiere, la OS, non è più una professione, è quasi una missione. Una missione, esattamente. È un qualcosa perché non tutti sono capaci
di avere anche quell'aspetto umano, psicologico, perché io non riuscirei a farlo, perché veramente ho visto di quelle situazioni, ho visto gli occhi dei sanitari delle poche volte quando mi sono svegliato, cioè che erano contenti, vedevi che erano emozionati nel fatto che il loro lavoro aveva salvato una vita. Allora, cioè, questa roba qua mi... Come chiudiamo, dottor Leoni, dopo queste parole, questo servizio che abbiamo visto, soprattutto la sofferenza che la sta spiegando in maniera molto chiara Roberto Borsato, e la gioia del medico quando vede che la terapia funziona, che ce l'ha fatta a salvare la vita. Prego, dottor Leoni, pochi minuti. Bene, intanto mi iscrivo alla sezione Roberto Borsato, mi va benissimo come politico, cioè, mi tenga presente assolutamente, perché serve gente così che si impegna anche nella politica. L'esperienza sua chiaramente è stata drammatica, però il progresso sicuramente c'era lo stesso anche senza questo tipo di esperienza, come disponibilità nei confronti delle persone, dei soggetti. Allora lì il problema è che nel servizio c'è la disinformazione, perché poi alla fine, quando alla fine i numeri sono 12 medici in più sotto 1000, non cambia niente. Però se passa questo messaggio, nella carenza di medici che c'è in giro, d'accordo, per altre ragioni, per problemi di risparmi che sono stati fatti nel tempo, ma in tanti anni, in decine di anni a tutti quanti i governi, specializzando metà delle persone che si laureavano, da 10.000 all'anno ne specializzavano 5.000, e quindi si accumulava un buco anche per i medici in medicina generale. Non facendo sistematicamente i corsi per quanto riguarda il triennio, naturalmente la gente molto banalmente va in pensione. Va in pensione sia sul territorio che nell'ospedale, e quindi si formano delle situazioni veramente alternative, si dà il mercato del servizio sanitario pubblico in mano al privato. Il privato è commerciale, il mercato diventa un mercato libero, perché alla fine siamo un paese democratico, adesso bisogna trovare delle nuove regole, perché se no in carenza di personale quei pochi vanno dove l'offerta è maggiore. Però sottoporre il sistema sanitario pubblico a questo tipo di attività è assolutamente di tipo negativo. Non è possibile, perché alla fine il rapporto di fiducia lo trovi nell'ambulatorio tra medico e paziente, perché la prima roba che dico io quando entra uno che non ho mai visto, mai conosciuto, mi dica che problemi ha. E quando gli rispondo penso che lui segua le cose che gli dico. Se no la faccenda, diciamo, si blocca in automatico, perché se non hai fiducia di quello che è il tuo medico, beh, allora vai da un altro o lascia perdere. Non ci sono molte alternative da questo punto di vista. E quindi la problematica parte anche da quello che è il rapporto di base. Se manca questo, certo, scriverlo, avere questo tipo di atteggiamenti, ecco, non so se io l'avrei fatto, però capisco anche l'esasperazione di alcuni colleghi che cercano di avere un colloquio con qualcuno, ma quando vedono la negazione di quello che è il dialogo, cioè il passaggio delle informazioni, possono avere anche questo tipo di atteggiamenti. L'evoluzione può essere solo quella di una analisi di quelli che sono i prossimi 3 anni. I prossimi 3 anni saranno sicuramente caratterizzati ancora di una carenza di medici. Per il territorio i medici in medicina generale chiedono sistematicamente un supporto burocratico amministrativo, cioè le segretarie, che la regione dia anche delle segretarie, perché solo la metà hanno una segreteria o degli infermieri, il lavoro ormai è di equipe e tantissimi lavorano ancora da soli. Ha aumentato a dismisura il numero di assistiti, e quello l'assistenza non va bene, da 1.500 passare a 1.800, a 2.000, che assistenza puoi dare anche se ti impegna lo spasmo. Quindi la risposta in questo momento nell'immediato è sicuramente l'aiuto burocratico sistematico per quanto riguarda la medicina generale. Per l'ospedale bisognerà curare i medici che ancora ci lavorano, che hanno una certa età e che non vadano fuori, curare le condizioni di lavoro anche stipendiali con le varie indennità per quello che si può fare. Devo chiudere, dottor Leoni, la ringrazio di queste parole, salutiamo il dottor Giovanni Leoni, presidente Federazione CIMO, Roberto Borsato, consigliere comunale a Treviso, e soprattutto grazie a voi per questa mattina. Grazie e buona giornata. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno.